Buonasera amici di Rugby House, questa volta non c'è Andrea Trombini a darvi il saluto, c'è Alberto Guerrini. Noi invece salutiamo Andrea Trombini e il suo nuovo pupazzo che è arrivato ad allietare i campi di rugby. Ciao Riccardo, ciao Romina, ciao Anna Macchena. E allora abbiamo come ospiti questa sera Matteo Ferro, giocatore della Rugby Rovigo. Ciao, buonasera a tutti. E poi la voce di Radio Centro Delta, Riccardo Travaglia. Ciao Riccardo. Grazie, ciao a tutti. Naturalmente non possiamo che partire dal passato, e cioè dal derby di Padova, un derby un po' strano perché è la prima volta che si giocava questa partita con una valenza europea. Matteo, un po' di rammarico avete dichiarato a fine partita, quindi una partita che si poteva vincere. Perché avete detto questo? Molto rammarico sì, perché il primo tempo abbiamo dimostrato di essere alla pari, se non qualcosina superiori a Padova, sia nel gioco che in mischia chiusa che nella disciplina. E proprio nel secondo tempo forse la disciplina è stata la chiave di svolta per Padova e sono stati più bravi di noi a sfruttare la superiorità numerica e le fasi di gioco. Poi una volta che hanno fatto 2 mete hanno preso un po' di divario, per noi anche moralmente è stata più difficile come partita. Loro erano molto gasati, giocavano in casa ma il pubblico che li spingeva, quindi non si è riusciti a prenderli, però fra 2 settimane si rigioca di nuovo. Sì, però si tratta di un'altra manifestazione, la partita varrà per il campionato. Non è che magari non eravate tanto arrabbiati perché forse la Coppa Europa, questa Coppa Europea interessa un po' meno? Ma guarda... Di la verità. No, ti dico la verità, se fosse stata un'altra squadra potrei dirti sì, hai ragione, però sai, fare il derby contro Padova è sempre la partita, quindi che sia Coppa Italia come 3 anni fa, che sia Coppa Europa come quest'anno, che sia campionato, è sempre la partita e come tale va affrontata. Riccardo, questo derby ha visto qualche cambiamento, no, nella squadra del Rovigo, non hanno giocato con la doppia apertura, quindi Aperli centro assieme a Rodriguez, qualche cambiamento anche nel pacchetto di mischia. Come hai visto il Rovigo e come hai visto anche il Petrarca rispetto a quelle che erano un po' le aspettative dopo il precampionato che le due squadre hanno giocato? Ma io sinceramente mi aspettavo qualcosa in più dal Petrarca, nel senso che l'aspettativa non era molto positiva da parte mia, nel senso che il Petrarca aveva ben impressionato nel precampionato, aveva ben impressionato nelle prime 2 gare del campionato di eccellenza e quindi non c'era un'aspettativa di una vittoria netta da parte di Rovigo, anzi tutt'altro. E tutto sommato alla fine del primo tempo abbiamo giudicato la partita del Rovigo buona e quella del Petrarca un po' sottotono. Nel Petrarca mancava il capitano, mancava anche a loro qualche elemento importante, però forse erano maggiori le assenze nel Rovigo, ricordiamo Basson, Parker, dunque elementi importanti nella formazione rossoblu. Poi nel secondo tempo qualcosa è cambiato perché lì c'è stato un po' di calo secondo il mio punto di vista da parte di Rovigo, poi potrà spiegarcelo Matteo che cosa è successo in quei minuti che hanno determinato secondo me la partita, perché lì c'è stata un po' di sofferenza contro la loro mall che ha determinato poi il primo giallo, il secondo giallo e lì secondo me la partita è completamente cambiata e Rovigo non è più riuscito a recuperarla. E quindi è anche difficile dare un giudizio perché ripeto fra il primo e il secondo tempo c'è una tale differenza di giudizio che non è facile. Io credo che siamo in una fase iniziale che dovremmo vedere altre partite per capire veramente il valore di questa squadra, per capire se questa squadra è ancora da scudetto e per capire anche, secondo il mio punto di vista, il nuovo modo di giocare, perché da quello che ho visto c'è un'attitudine a far giocare la squadra in maniera diversa rispetto all'anno scorso. Anche qui poi chiederemo a Matteo se negli allenamenti c'è questa voglia e questa ricerca di un gioco diverso che
ha portato anche ad alcune difficoltà nelle prime partite, ricordiamo gli intercetti con le mete subite, quindi diciamo che dare un giudizio non è semplice proprio per questa diversità fra il primo e il secondo tempo, che secondo il mio punto di vista sono stati determinati proprio da questi episodi che nel giro di pochi minuti hanno cambiato completamente il corso della partita. Beh, è una fortuna anche di questo sport, il rugby. Con un biglietto a volte si vedono 2 partite, anche a volte 3. Quindi questo rende più avvincente anche per lo spettatore andare a vedere le partite di rugby. Matteo, cosa dici allora su questi spunti che ci ha dato Riccardo? Ma come ho detto anch'io prima, nel secondo tempo la nostra indisciplina con i 2 gialli e anche l'indisciplina nel non riuscire ad applicare bene il piano di gioco in fase difensiva, a dispetto di come avevamo fatto nel primo tempo, è stata determinante per l'esito della partita. C'è da fare i complimenti a Padova perché comunque sono stati bravi a sfruttare quella fase di gioco, e noi comunque abbiamo analizzato la situazione in settimana e abbiamo adottato qualche misura per le prossime partite. Per quanto riguarda il gioco, sì, sono d'accordo con Riccardo, è vero che si sta cambiando qualcosa. L'anno scorso è stato cambiato, ma non più di tanto, perché Gio è arrivato a metà stagione, quindi intelligentemente ha preferito seguire una certa direzione, portando comunque le sue idee su alcune cose che poi si sono rivelate vincenti. Quest'anno è un progetto nuovo, un inizio nuovo da capo con lui, con un staff nuovo, con tantissimi giocatori nuovi, quindi è giusto che Joe imponga le sue idee, il suo piano di gioco, la sua filosofia di gioco, e quindi c'è da lavorare, stiamo lavorando tanto anche in allenamento, stiamo lavorando tanto con analisi video, stiamo lavorando tanto sul piano fisico e atletico, e i frutti si vedranno, penso. Riccardo, secondo te ci sarà qualche cambiamento? La prossima partita è sempre sabato, qui allo Stadio Battaglini arriva il Calvisano, è sempre una partita valida per la Coppa. Secondo te ci sarà ancora turnover? E dopo entriamo nel merito delle varie reparti del Rovigo con Matteo. Io non so se ci sarà molto turnover, non penso più di tanto, perché la sfida con Calvisano è un po' come la sfida contro il Petrarca, nel senso, come diceva Matteo prima, si fossero affrontate altre squadre che ci sono nella competizione, forse qualche uomo in più sarebbe stato cambiato, però il fatto che si giochi contro Petrarca e Calvisano, che sono 2 rivali storiche e sono 2 rivali per anche il campionato di eccellenza, forse le maggiori rivali per questa stagione per il campionato di eccellenza, e poi non dimentichiamo che saranno le 2 rivali nelle prossime 2 partite del campionato di eccellenza. Questa è una cosa abbastanza strana, abbastanza particolare, che la Coppa dia in 2 settimane 2 partite contro le 2 squadre che poi vengono affrontate in campionato, e quindi sarà un po' un banco di prova anche per le prossime partite che arriveranno in campionato, dove sicuramente ci sarà un'attitudine maggiore. Matteo dice, giustamente deve dirlo, che loro ce la mettono tutta anche per questa Coppa, ma io credo invece, da parte mia, che questa Coppa tutto sommato non interessi molto a nessuno, voglio dire. I soldi ci sono, che tu vada bene o vada male, no? I soldi sono acquisiti da parte della federazione, e quindi tutto sommato, anzi, secondo il mio punto di vista, arrivare alla fase finale di questa Coppa potrebbe essere un disturbo, perché non dimentichiamoci che le fasi finali coinciderebbero con la fase finale del campionato, con il periodo dei playoff, e questo potrebbe creare un disturbo alle squadre e anche una possibilità non troppo elevata di passare, perché le 2 rivali che attendono le vincenti dei gironi sono squadre tutt'altro che semplici da affrontare, quindi le possibilità comunque di andare a fare una Challenge Cup nella prossima stagione sono veramente basse, anzi c'è una possibilità di subire delle sconfitte abbastanza importanti. Quindi questa è la mia opinione, io credo che questa Coppa non interessi moltissimo, si deve giocare, è stata imposta da questa federazione,
va bene così perché comunque c'è un compenso economico per disputarla, ma tutto sommato se poi non si arriva alla fase finale credo non sia un dramma per nessuno. Ricordiamo proprio il Mogliano che forse un paio di stagioni fa l'ha pagata cara la semifinale contro i russi dello Yenisei, perché sono tornati stremati con svariati infortunati, quindi effettivamente è una competizione che per come è dislocata anche temporalmente crea più di qualche problema. Va bene, quindi insomma teniamo presente che forse ci si nasconderà un pochettino anche, ma questo faranno anche le altre avversarie, no? Probabilmente sia Calvisano che Padova potrebbero ragionare nello stesso modo. Bene, ci sentiamo più tardi per la seconda parte, andremo a vedere con Matteo un po' quali sono questi cambiamenti reparto per reparto del Rovigo. Buon pomeriggio dallo stadio Plebiscito, primo turno del APCR Qualifying Competition, è il derby d'Italia, fa Petrarca Padova FMCZ Rugby Rovigo Delta. Ciao Antonio, benvenuto. Ciao a tutti, buon pomeriggio e buon rugby. Adattarsi deve essere la parola chiave da questo punto di vista. Seconda touche, seconda volta per Edo Ruffolo, a ricezione Biffi, messo giù da sua. Vediamo come si riposiziona la difesa petrarchina. Bene, bloccato Boggiani, ancora muove la palla Rovigo con Lucio Rodriguez. Denis Majstorovic ancora per via centrale, è buono il buco di Denis. Non c'è nessuno in sostegno. Peccato, però c'è, muoviamola al largo. Barion. Guido Bariona, la meta di Guido Bariona. Prova Alberto a metterla dentro e centra i pali. Un po' di fiducia e... Attenzione, gioca l'ovale il Petrarca con l'inserimento di Rossi. Messo giù da McKenna, anzi Majstorovic, c'è un vantaggio in favore del Petrarca. Vediamo la decisione, prova ad andare avanti Bacchin, non è Bacchin ma è Salvetti. La parte del costato però insomma, è in campo, non ha nessun problema. E arrivano anche 2 punti per il Petrarca. Ancora Lucio Rodriguez, bravi a tenere a vivo. Buono. Upperley. Doveva giocarla subito forse. Sì. Aspettiamo il momento opportuno, Alberto Chilon nel traffico. Riesce ad avere attente le guardie petrarchine. C'è Edo Ruffolo che pesta sui piedi. Questo pallone deve uscire. Siamo troppo stretti, il Rovigo finisce all'altezza del primo palo, bisogna allargare un po'. E lo sta facendo Upperley infatti. Abbiamo un uomo in più e se allarghiamo allargano anche loro e si creano degli spazi. Ancora le mini unit sollecitate dal mediano rosso-blu con Matte Ferro. Pallone sbuca fuori, però le mani. La concentrazione di Alberto, mentre Ferro parla con McDonald. Sembra strettina. E invece c'è. Ancora dalla base sua. Chianu. Per li targa. C'è lì in avanti di Chianu. Poi il calcio. E qua è bravo Alberto, serve un sostegno, il calcetto di Alberto Chillona sulla corsa per se stesso. Mamo Bernini con un po' di esperienza lo mette fuori, gli taglia la strada. Pallone ancora vivo, giochiamolo che è ancora vantaggio Rovigo. Possibilità di mantenere il 100% per il mediano di Mischia rosso-blu e la mantiene. 13-7. L'azione del Petrarca ottimo. Ci prova Simone Ragusi e allarga per Capraro. Majstorovic. No. È bravo poi al ritorno. C'è un vantaggio, un placaggio alto probabilmente di De Marchi. Biffi è andato a raddoppiare il placaggio di Majstorovic. Supremazia di un uomo per quanto riguarda il pack dei tutti neri che adesso cercano subito di approfittarne con un drive. Matteo insomma è un'assenza che si fa sentire. Vediamo un ottimo avanzamento del Petrarca. Siamo proprio lì, sono lì. Meta di penalità, quindi ma che sicuramente scavalcherà con questo calcio di Nicola. 2 rosso-blu. Qua è buona la presa del capitano petrarchino di Saccardo. C'è l'avanzamento petrarchino. È buono anche questo. Sì. Molto stretti, molto bravi. E andranno dentro. Ci siamo. Meta Petrarca. È pronto a far lievitare a 21 lo score del Petrarca, così è. Rovigo ha aspettato e ha punito ogni volta che ne ha avuto la possibilità. Una buona area su cui attaccare. Giochiamo senza guardare e loro stanno usando l'intercetto, avendoci studiati nell'ultimo periodo. Questi no look sono rischiosi, c'è niente da fare.
in avanti in favore del Petrarca. Finisce il match con la vittoria del Petrarca Padova. Uno dei fatti salienti del derby è stata la doppia inferiorità con cui Rovigo ha dovuto sopportare durante la partita, e di cui uno è stato protagonista, Matteo. Com'è stato secondo te l'arbitraggio? Perché noi spesso parliamo ovviamente degli arbitri italiani, però quando gli arbitri stranieri hanno arbitrato in Italia anche partite del campionato italiano, ne sono successe veramente di tutti i colori. Ricorderete sicuramente un utilizzo anche disinvolto nella partita col Calvisano delle immagini che sono state proiettate sullo schermo, che non era sicuramente da effettivo regolamento. Matteo, come vi siete trovati con questo arbitraggio internazionale inizio stagione? Parlare dell'arbitro non è mai sempre bello, soprattutto per noi giocatori. Sì, è vero che sabato le 2 inferiorità numeriche con cui l'arbitro ci ha penalizzato sono state determinanti, come abbiamo già detto, e niente, è stata una sua decisione, una sua vista. Forse poteva chiedere consiglio ai giudici di linea, forse poteva prendere gli stessi provvedimenti per il Padova a fine primo tempo, quando eravamo noi a 5 metri dalla linea di meta e loro hanno fatto un fallo e non l'hanno punito col giallo, ma ci hanno solo dato calci di punizione, poi siamo andati a prenderci 3 punti con Alberto. Quindi non vorrei dire 2 pesi 2 misure, però c'è stata un po' di disparità. È vero anche che se noi entravamo con la mentalità giusta al secondo tempo non ci trovavamo in situazioni di difficoltà da dover commettere dei falli per evitare la meta o comunque a dover difendere 2 maul nei nostri 5 metri. Quindi demerito nostro che abbiamo entusiasmato Padova, abbiamo fatto sì che loro si avvicinassero alla nostra linea di meta e quindi di conseguenza o prendi la meta o provi a fare qualcosa per evitarla. Ma avevate avuto qualche problema di comunicazione oppure l'arbitraggio non è stato così difficile da capire durante la partita? In questi casi qui di solito è il capitano, no, che interviene per parlare con l'arbitro, per capire il metodo di misura. Ma guarda, problemi di comunicazione non penso, perché comunque capita, penso che l'inglese lo capiamo quasi tutti ormai al giorno d'oggi, bisogna saperlo. Poi comunque avendo 2 allenatori che non dimentichiamolo sono neozelandesi, comunque altri compagni di squadra che sono stranieri, quindi capita ogni tanto di dover fare 2 chiacchiere in inglese, quindi non darei una colpa alla comunicazione e alla diversità di lingue per l'arbitraggio, assolutamente. Prima ci hai accennato al fatto che il Rovigo sta apportando alcune modifiche. Tra queste modifiche, per caso, lo chiedo proprio a te, c'è anche il fatto che tu hai già giocato pivot della mischia, poi per necessità hai dovuto giocare seconda linea, adesso hai giocato anche come flanker. Cosa sta succedendo a livello di pacchetto del Rovigo e tu come stai vivendo questi cambiamenti? Ma questi qua sono... Diciamo che Joe sta provando a cercare un po' il migliore equilibrio per la squadra attraverso l'analisi video, attraverso le statistiche della partita, attraverso l'analisi dei dati dei GPS, del video, del work rate. Quindi sta provando ad analizzare, a vedere in quale ruolo, in quale posizione un giocatore riesce a rendere di più. Quindi sì, io mi adatto più o meno a flanker, è la prima volta che lo facevo, però numero 8 seconda linea mi sono sempre adattato, non ho mai creato problemi con l'allenatore. Comunque quello che mi interessa è giocare per la squadra, scendere in campo e aiutare i miei compagni, quindi è normale, è ovvio che ognuno di noi ha un ruolo preferito, però ci si deve anche adattare. Io avrei una domanda per Matteo, perché fra gli aspetti di difficoltà che si sono evidenziati in questo inizio di stagione, quello principale probabilmente è quello della in-touch. Ci sono stati, mentre in mischia avete tenuto sempre bene, anzi spesso c'è stata predominanza sugli avversari,
qualche problema in touche si è evidenziato. Tu che sei uno dei protagonisti, uno degli avanti che è coinvolto in questa fase di gioco, volevo capire un attimo quali sono le difficoltà che state incontrando in questo momento. Ma difficoltà ce ne sono, ma come ce ne sono in tutte le fasi di gioco. È vero che la touche forse è quella più complicata da allenare, da gestire, da perfezionare, perché ci sono moltissime variabili in gioco. Il lancio, il salto, gli alzatori, il saltatore, la difesa avversaria, una volta difende a specchio, una volta salta, una volta difende a terra, il timing fra il saltatore e il lanciatore, quindi è una fase di gioco molto, molto complessa, molto complicata, e stiamo lavorando molto. Adesso abbiamo variato qualche giocata perché poteva essere un po' troppo di semplice lettura per gli avversari, quindi anche lì ci stiamo adattando, stiamo vedendo un po' quali funzionano e quali no, perché comunque non possiamo avere la giocata sicura inizio campionato, non è normale, quindi stiamo trovando un po' le varie soluzioni migliori. Sì, c'è da dire, per chi il rugby lo segue da poco tempo, magari che rispetto al passato è molto più complicato gestire le fasi statiche, perché con la videoanalisi ormai tutti sanno tutto e quindi c'è poco da fare. Capita il momento in cui si riesce ad avere una buona efficienza nella conquista o nella difesa sulle palle conquistate dagli avversari, però poi capiterà sempre il momento in cui gli avversari ci hanno studiato e quindi diventa un po' una specie di partita a scacchi ormai nelle fasi statiche, e quindi anche qui sta un po' l'abilità degli staff tecnici in primis, ma anche dei giocatori stessi durante la partita, di saper leggere le situazioni e apportare delle modifiche al momento anche, no? Quindi non sempre è così semplice. A Padova, appunto, Riccardo diceva che il mall avanzante ha creato qualche problema al pack Rovio, che invece in passato ci aveva anche a volte abituato fin troppo bene. Anche questo è uno dei cambiamenti, c'è qualcosa da registrare anche qui, oppure è il Petrarca che è cresciuto in maniera consistente? Ma sai, non so se tutti lo sanno, ma è stato cambiato un po' il regolamento nei drive, non si può più fare come facciamo l'anno scorso, gli anni precedenti, che il giocatore che strappava la palla poteva scivolare indietro dallo schieramento e gli altri potevano ricaricare, quindi era un'organizzazione più semplice e più efficace per noi. Quest'anno il primo giocatore che strappa la palla deve passarla dietro, non può più scivolare, una volta che scivola indietro la deve giocare fuori. Anche lì non è semplice adattarsi, perché comunque venivamo da 4-5 anni con questa regola, ci eravamo adattati fin troppo bene, diciamo noi, e adesso è un po' complicato ritornare alle vecchie maniere. Stiamo trovando la soluzione giusta, perché anche lì non è troppo facile. Bene, veniamo al proseguo di stagione. Naturalmente per il Rovigo c'è già un ritardo in classifica di qualche punto rispetto alla capolista, che come si prospetta, Riccardo, il proseguo del torneo, considerato appunto che queste partite con il Calvisano è una partita di coppa che però potrebbe anche lasciare strascichi sicuramente nel prosieguo? Ma come dicevamo prima, dobbiamo affrontare questa partita per forza di cose in Coppa contro il Calvisano, poi la ripresa Petrarca e Calvisano. Secondo me lì potremo dare un primo vero giudizio su questa squadra, perché affronteremo le nostre principali competitor per il prossimo scudetto. Ricordiamoci che poi ci sarà una lunga pausa di 3 settimane, quindi in quel momento potremo capire, dopo le prime giornate di campionato, quale sarà il reale valore di questa squadra. Io ho fiducia in questi ragazzi, quindi credo che possano far bene, però naturalmente arrivano queste due sfide in un momento delicato della stagione, perché siamo tra virgolette ancora agli inizi, quindi sicuramente sarà importante non perdere punti, ma riuscire a rimanere vicini a Padova e a Calvisano, per non creare un gap che difficilmente poi potrebbe diventare colmabile e relegare Rovigo ad un ruolo di terza, quarta forza del campionato, che forse potrebbe anche un po' demotivare dopo tante stagioni vissute in regular season fra il primo e il secondo posto. Poi non dimentichiamo che anche quest'anno vale
il principio per cui giungere in testa alla fine della regular season significherebbe giocare la finale in casa. Sì, vabbè, entriamo ai Battaglini dopo tra 15 giorni in campionato, quindi vediamo un po' come sarà la situazione. Hai visto le partite del Rovigo e le partite del campionato? Sì. Sì. Ancora... È una squadra che secondo me nei primi 8 uomini è molto molto competitiva. Dietro a dei giocatori validi come Rodriguez, che secondo me sta giocando bene, poi magari anche loro devono trovare un po' di amalgama con qualcuno di nuovo, ma credo che sarà sicuramente competitiva. Neanche troppo, la giusta importanza, tanto poi quando poi arrivi a posti come Battaglini, comunque sia. Se vado io. Te ne accorgi di quanta importanza ha quella partita. Quindi credo non sia così determinante. Dovuto più che altro lavorare in settimana. Ovviamente l'attenzione va data, ma come ha detto Massimo, come diamo a tutte le partite. Oltre alle vicende del campionato di eccellenza, naturalmente teniamo sempre d'occhio gli ex rossoblù e in particolare di recente abbiamo avuto una notizia che ci ha fatto molto piacere, la convocazione in nazionale di Giorgio Bronzini, che fino all'anno scorso ha vestito la maglia rossoblù, ha vinto anche il titolo italiano e ora è andato a giocare a Treviso. E tutto sommato ci è mancato poco anche che un altro compagno di Matteo, compagno di reparto, Bibi Quaglio, potesse anche accedere alla maglia azzurra. Che cosa hai pensato, Matteo? Che cosa dobbiamo concludere da questa vicenda? Non so dove vuoi arrivare, ma la prima cosa che mi è venuta in mente è stata fare i complimenti a Giorgio, così come fare i commenti a Bibi, che l'ho sentito e mi ha detto che comunque l'allenatore della nazionale l'ha chiamato, gli ha detto che se non fosse stato per l'infortunio all'occhio sarebbe stato della partita anche lui, quindi due umori un po' diversi, perché Giorgio molto contento, Bibi un po' deluso, rammaricato, però comunque ci saranno occasioni in futuro anche per Bibi. E niente, forse è vero che il campionato d'eccellenza non ha la visibilità per lo staff della nazionale, che c'ha Benetton, Treviso o le Zebre, perché sono due giocatori. È vero che a Treviso è da 5 mesi che lavorano in maniera diversa, ma non penso che in 5 mesi un giocatore passa da essere una schiappa a essere un fuoriclasse, o da essere un giocatore mediocre, un buon giocatore d'eccellenza, ad essere addirittura un papabile per la nazionale. Penso che erano dei buoni giocatori prima, sono dei buoni giocatori adesso, saranno sicuramente migliorati dal punto di vista fisico, tecnico, ma forse c'è qualcosa di buono anche in eccellenza e forse si potrebbe lavorare un po' meglio con quelli che ci sono in eccellenza. Sì, ha giustamente sottolineato che non è che abbiano disputato già 2 stagioni di Celtic League, ma soltanto qualche partita. Qual è il tuo parere su questa questione, Riccardo? Beh, l'opinione mia è che qualcosina è cominciato a muoversi forse l'anno scorso con qualche convocazione che in passato praticamente non era mai stata fatta dal campionato di eccellenza. Speriamo che questo nuovo coach abbia, come diceva Matteo, un occhio di riguardo per il campionato di eccellenza, perché qualche talento secondo me potrebbe essere pescato. Per quanto riguarda Bibi, io credo che sarà solo questione di tempo, perché arriverà sicuramente. Mi ha un po' più sorpreso la convocazione di Giorgio Bronzini, non perché io non lo stimi, ma perché ricordiamoci che l'anno scorso ha avuto un lungo infortunio, ha avuto delle difficoltà eccetera, ma ha giocato in pratica una stagione quasi da terzo mediano di mischia, perché Frati e Chilon è entrato in campo giocando ala nel finale di stagione. Quindi insomma mi ha sorpreso, perché dopo pochissimo dal suo approdo immediatamente in nazionale, evidentemente, come dice Matteo, arrivare nelle Celtiche ha una rilevanza fondamentale. Tra l'altro lancio un'altra provocazione, perché si diceva che si ha poco occhio per le società di eccellenza. Addirittura io vedevo le convocazioni per gli emergenti e secondo me si ha poco occhio in generale per tutte le squadre
a parte una, perché vedevo che ci sono 8 convocati di una formazione e 1 o 2 delle altre, quindi questa è una provocazione che lancio, così un tavolo di discussione. Va bene, però non c'è soltanto il livello superiore all'eccellenza, cosiddetto, però una cosa molto carina che è successa nel weekend è che siete andati a vedere degli amici che giocavano, degli ex compagni di squadra, e siete stati a Noceto, se non sbaglio. Se vuoi raccontare questo episodio, che secondo me è un bel segnale di cosa vuol dire anche alcuni aspetti del rugby. Sì, in settimana è nata quest'idea di andare a Noceto, che c'era la partita Medici contro Noceto, con 2 ex compagni di una vita, diciamo, Lorenzo Killer Lubian e Matteo Maro Maran. E niente, è stata un'occasione per ritrovarsi, per vedere intanto loro giocare, perché non li avevamo ancora visti, avevamo solo letto delle gesta del Killer alla prima di campionato. E quindi abbiamo colto l'occasione al volo per passare una domenica in compagnia insieme. Siamo andati a Noceto anche con altri ex rossoblù come Ciccio Frati, come Francesco Menon, e ci siamo ritrovati, abbiamo mangiato in clubhouse a Noceto, abbiamo passato una giornata insieme, abbiamo visto la partita, poi fine partita terzo tempo con i ragazzi di Firenze, con i ragazzi di Noceto, del Noceto, e così è stata una bella occasione anche per rivedere Pippo, per stare un po' in compagnia, per raccontarsela, per fare 2 battute, scherzare, per bere una birra insieme, e così sperando che ci siano altre occasioni. Ma questa è una cosa bella di questo sport, perché a volte contano di più le persone che non le maglie che indossano. Non credi, Riccardo? Sì, lo credo, e credo che gran parte del gruppo che si è creato in questi anni sia un gruppo che, anche se ha preso strade diverse, sia un gruppo, come lo dimostra questa cosa, poi mantiene una forte amicizia anche col passare degli anni. E quindi in questo senso bisogna dare atto alla società, a Frati, a quello che era riuscito a creare in questi anni, e credo che questa sia la dimostrazione del buon rapporto che c'è. Tra l'altro bisogna fare i complimenti ai ragazzi che sono andati a Firenze, perché stanno facendo un'ottima stagione e la squadra stessa è partita veramente alla grande. Per concludere, vorrei sentire da Matteo che cosa ha nel suo cuore, nella sua anima per questa partita col Calvisano, perché nonostante tutto comunque è una partita che ha avuto una certa quantità di strascichi negli ultimi tempi, anche emotivi molto forti, e Matteo lo sa bene a cosa mi riferisco, e quindi volevo capire anche come si avvicina lui a questa partita. Ma come dicevi prima, giustamente sono d'accordo con te, questi ultimi anni Calvisano è diventato quasi un secondo derby per noi, perché oltre al fatto che è sempre lì in testa, ma abbiamo avuto più di un'occasione di giocare contro di loro e avere qualcosa in palio, e quindi siamo diventati un po' le rivali principali del campionato. Nei campionati passati c'era sempre Rovigo e Calvisano in testa, e poi di distacco c'erano le altre squadre, quindi siamo sempre stati un po' gli antagonisti. Quest'anno è vero che c'è Padova che ha fatto una buona squadra, c'è Viadana, ci sono le Fiamme Oro che hanno sempre fatto una buona squadra con dei buoni elementi, quindi quest'anno diciamo che è più equilibrato il campionato, però Calvisano la vediamo sempre come una formazione top, una formazione dei primissimi posti, e sicuramente loro vorranno venire qua a Rovigo col dente avvelenato per ritornare al Battaglini dove era successo quello che era successo per noi gli anni prima. Riccardo, da te vorrei proprio un pronostico. Beh, il pronostico... Cosa ti senti di dire dopo questo primo inizio di torneo? Allora, se dovessi guardare l'inizio del torneo, direi che Calvisano è leggermente favorita. Per la partenza che ha avuto, ha vinto largamente gli incontri che ha giocato, e quindi dimostrando già una buona attitudine. Però io confido che loro, quando vedono le maglie del Calvisano di fronte, abbiano uno scatto, un po' si dimenticano che si sta giocando la European Challenge Cup, e la giochino come una gara veramente importante, e quindi si possa
giocare una partita equilibrata. Tra l'altro Calvisano mi sorprende un po', perché ogni anno regala molto alle Celtiche, perché sicuramente è una delle squadre dalle quali vengono pescati maggiormente i giocatori che poi finiscono nelle nostre due formazioni celtiche, però ogni anno riesce a trovare le energie, i giovani, trova sempre dei buoni buoni giovani, anche quest'anno Gianmarioli e altri giocatori che stanno facendo molto bene, e a riproporsi sempre nello stesso modo, quindi va dato atto che questa squadra sicuramente sa riorganizzarsi ogni anno in maniera esemplare, e anche quest'anno credo sia la favorita per lo scudetto. Sì. Bene, nel salutarvi ovviamente un invito a venire sabato al Battaglini a sostenere la squadra rossoblu. Un saluto da parte di Riccardo Travaglia, voce di Radio Centro Delta. Grazie a tutti, e naturalmente io vi invito ad ascoltarci quando non potete seguire le partite al Battaglini o in trasferta, a seguirci su Delta Radio, sui mezzi classici o anche in streaming, perché adesso un po' in tutto il mondo potete con il vostro smartphone seguire le vicende della Femici Z. Basta uno smartphone, una cuffietta, e anche se siete in giro per il mondo potete seguire le partite in diretta. Matteo, vuoi dire qualcosa per sabato, per il pubblico rodigino? No, spero che il pubblico che c'è stato a fine maggio sarà impossibile, però comunque spero di vedere tanti tifosi a seguito. Allora in bocca al lupo per sabato a Matteo. Crepi, grazie. Un cordiale saluto a tutti e ad Alberto Guerrini, arrivederci.